Lascio la parola adesso a Marco Ferrero, portavoce del Forum Terzo Settore Veneto, per un saluto e un'introduzione. Prego Marco. Buongiorno a tutti in questa aula virtuale. Ringrazio in particolare come forum, in quanto ente promotore insieme all'ANCI di questa iniziativa INDIP, Nicola Grigioni, in particolare tutto il suo staff per l'impeccabile organizzazione, anche perché appunto la numerosità della partecipazione ovviamente rende complessa l'organizzazione di questi eventi. Vi chiedo di scusare la deformazione professionale del giurista, ma nel fare mia l'introduzione della sindaca e consigliera Venturini, che tra l'altro saluto in modo particolare non solo per il suo ruolo istituzionale ovviamente, ma perché so essere particolarmente vicina al nostro mondo, avendola incrociata in tante occasioni di impegno, in particolare con la protezione civile, non da ieri, ma in particolare nei mesi scorsi, che sono stati mesi complicati e molto impegnativi per tutti. Quindi la ringrazio davvero in modo particolare, al di là del suo ruolo istituzionale, di essere qui con noi, e non è un caso che lei porti il saluto dell'ANCI. Dicevo, vi chiedo di scusare la deformazione professionale del giurista, ma partirei proprio da quello che accennava Denis Cagnin, cioè dalla importanza di questa sentenza numero 131 della Corte Costituzionale, sulla quale poi il collega Avvocato Bond si diffonderà di più e poi appunto approfondiremo le questioni anche pratiche e operative che ci interessano sia come terzo settore sia come pubbliche amministrazioni, perché evidentemente siamo tutti impegnati, e questo la Corte lo scrive magistralmente, nel co-costruire quegli interventi rivolti proprio alla realizzazione del bene comune, potremmo dire per usare una categoria che magari non è normativa, ma che sta al fondo appunto anche dell'elaborazione della Corte Costituzionale. Noi all'indomani della sentenza, quest'estate, abbiamo fatto subito potremmo chiamarlo un instant webinar, cioè abbiamo fatto un momento in cui ci siamo un po' chiamati a raccolta, sempre grazie alla collaborazione di ANCI, per valutare immediatamente quella che ci sembrava una sentenza estremamente innovativa. E nei mesi successivi gli interpreti, a partire dal giudice Antonini, che ne è stato il materiale redattore, che abbiamo avuto modo di ascoltare attraverso i webinar dei venerdì del terzo settore promossi dall'Università di Padova e dalla Fondazione Cariparo, ha appunto esplicitato, diciamo con una sorta di interpretazione autentica, proprio l'intendimento della Corte, che è stato proprio quello di volere cambiare il paradigma. E allora, da questo punto di vista, ecco che il fatto che noi da molti anni abbiamo in Costituzione l'articolo 118, ultimo comma, frutto della riforma del titolo quinto, oggi vede finalmente, come dire, una sua attuazione attraverso l'intervento del legislatore, che con l'articolo 55 del Codice del Terzo Settore ha voluto procedimentalizzare, così dice la Corte Costituzionale, l'azione sussidiaria appunto del terzo settore nel rapporto con la pubblica amministrazione. Quindi il fatto che la Corte, agganciandosi a una vicenda particolare, quella delle cooperative di comunità previste dalla legge Umbra, che peraltro non sono enti del terzo settore, abbia voluto invece, come dire, approfittare per scrivere delle pagine veramente innovative a proposito dell'articolo 155 del codice, ci è sembrato ed è obiettivamente qualcosa di molto significativo. Intanto perché, come si diceva, cambia il paradigma. Se vogliamo, fino ad oggi noi abbiamo avuto un paradigma obesiano, cioè quello per cui l'individuo non è necessariamente solo un individuo sociale, e solo lo Stato, con la sua organizzazione, può garantire il perseguimento degli interessi generali. Invece la Corte sposa, non da ieri, ma diciamo che con questa sentenza fa un passaggio estremamente significativo ed esplicito, sposa una diversa antropologia che valorizza quella che è l'esperienza non solo italiana, ma certamente italiana e
appunto del privato sociale del terzo settore, che in questi anni, non senza fatiche, non senza ritardi, non senza qualche contraddizione, però ha fatto grandi passi nella logica di una, come dire, di un perseguimento di un'organizzazione, di forme organizzative sempre più rigorose e sempre più adeguate a quella che è la sfida della costruzione del nuovo welfare, che sappiamo, che si voglia o no, difficilmente può essere un welfare solo pubblico. E allora l'amministrazione che viene fuori da questa pronuncia della Corte, che fa un po' da stura a questo processo anche di revisione, di rielaborazione e per noi di riprogettazione della formazione innanzitutto dei nostri enti, ma anche della formazione delle competenze, ma anche dell'approccio alle questioni che evidentemente sono sottese a queste disposizioni, l'amministrazione che ne esce è un'amministrazione condivisa. Uso le parole della Corte, quindi, come dire, per quanto siano impegnative e quasi tremano i polsi, no? a pronunciarle, credo che sia importante proprio in qualche modo richiamarle, perché quello che ne viene fuori è proprio il fatto che la coprogettazione, prima ancora la coprogrammazione, vanno a creare un procedimento, un vero e proprio procedimento amministrativo complesso, ma ce lo spiegheranno meglio i relatori, espressione di un diverso rapporto tra pubblico e privato. Quindi non più un rapporto classicamente basato sulla dimensione sinallagmatica del rapporto corrispettivo tra le prestazioni, ma piuttosto la convergenza di obiettivi. Qual è poi l'obiettivo comune dell'amministrazione pubblica e del privato sociale organizzato? Quello di alzare il livello della cittadinanza attiva, della coesione e della protezione sociale. E proprio l'ambito di intervento, cioè la coesione sociale, la dimensione solidaristica, giustifica il capovolgimento del paradigma, il paradigma dello scambio utilitaristico. Quindi la Corte supera il famoso parere del Consiglio di Stato che tante notti insonni ci ha fatto penare e si aggancia al diritto dell'Unione, citando espressamente anche alcune sentenze della Corte di Giustizia europea, il caso Spezzini, Cassa, perché ci dice nei settori a spiccata valenza sociale è legittimo non usare il paradigma del mercato, della concorrenza, che informa anche il diritto dell'Unione. Quindi anche l'Unione Europea, che abbiamo imparato a conoscere, essere molto rigorosamente attenta, no? alla dimensione dell'espansione del mercato comune attraverso il principio, la salvaguardia del principio della concorrenza, però anche la Corte ci dice, attenzione però, che quando quello che si persegue non è il profitto, ma è un obiettivo solidaristico, peraltro portato avanti da soggetti non lucrativi, è legittimo uscire e capovolgere la logica sinallagmatica del rapporto corrispettivo e invece, come dire, costruire un rapporto che è fondato proprio sulla comunanza degli obiettivi che sono poi il perseguimento dell'interesse generale. Il fatto che l'interesse generale quindi può essere perseguito non solo dallo Stato ma anche dalla società civile organizzata, ovviamente non senza condizioni, quindi sarà essenziale anche quella dimensione di garanzie che il registro unico del terzo settore che dovrebbe nascere potrà appunto rendere ancora più pregnanti. Ecco che appunto è come dire, una valorizzazione che la Corte aveva già fatto in una sentenza del 92, dove aveva valorizzato espressamente l'azione positiva responsabile del volontariato, cioè degli individui che si associano volontariamente, e diceva la Corte già allora che rappresentano l'esperienza primigenia della vocazione sociale dell'individuo. Era come dire, il primo segnale del cambio di paradigma che oggi viene portato a compimento. Allora questo ci consegna una sfida decisiva, coerente con una democrazia matura, che come forum del terzo settore abbiamo deciso già da tempo di raccogliere e siamo ovviamente rafforzati in questo intendimento da questa importante pronuncia che in qualche modo segna uno spartiacque. E abbiamo deciso di farlo raccogliendo abbiamo deciso di raccogliere questa sfida appunto attraverso la valorizzazione delle competenze, la costruzione di migliori competenze interdisciplinari, che dal nostro punto di vista non può che essere anche questo un processo di co-costruzione, cioè questa iniziativa che abbiamo voluto, già quella di luglio, questa, la prossima e le altre che seguiranno, vogliono essere proprio un tentativo di creare un ambiente, per adesso solo virtuale, speriamo presto anche in presenza, in cui, come dire, i dirigenti e gli operatori del privato sociale, i dirigenti della pubblica amministrazione,
e gli operatori sociali possono trovare un ambiente maturo di confronto per spingere sempre più nel dettaglio la necessaria rielaborazione dei contenuti, delle metodologie e dei processi e anche dei procedimenti a questo punto. E questo vorremmo farlo soprattutto nel prossimo futuro, quando ci sarà consentito, in forma laboratoriale, valorizzando quindi l'esperienza e la competenza di Nicola Grigion, di Lip, dei suoi colleghi e collaboratori che in questo hanno una specifica competenza, e a maggior ragione nel tempo complesso che viviamo oggi e che ci viene innanzi. Quindi questo è un primo appuntamento di una serie che vorremmo appunto diventasse un luogo permanente, un po' nello spirito del forum, che è forum permanente del terzo settore, di confronto proprio con le pubbliche amministrazioni per riuscire a cogliere appieno la sfida che ci è stata lanciata dalla sussidiarietà portata in Costituzione e poi da questa sentenza che chiarisce finalmente alcuni aspetti determinanti perché non si producano quegli effetti addirittura autolesionisti, ahimè, a cui faceva riferimento sia Denis Cagnin che appunto Elisa Venturini. Quindi vi ringrazio della partecipazione e per noi speriamo inizi un percorso proficuo, buon lavoro e ci rivediamo poi all'incontro del 21 dove proveremo a trarre una prima sintesi di questa 2 giorni, anche se una 2 giorni diciamo con un lasso di tempo in mezzo che serve anche un po' per elaborare i contenuti che pensiamo di proporre in modo poi da immaginare i futuri appuntamenti che, ripeto, vorremmo fossero sempre più a carattere laboratoriale. Buon lavoro e grazie dell'attenzione.